Siamo al Bifest qui a Bari e siamo con Pupi Avati per parlare di Nel tepore del ballo. Nel suo cinema c'è sempre una malinconia molto riconoscibile, ma qui sembra diventare quasi uno spazio in cui si può rinascere. Le chiedo, quando una caduta smette di essere una fine e diventa un nuovo inizio, secondo lei? Sì, io penso che transitare attraverso queste esperienze così incisive, così violente, che sono appunto passare dal grande successo al grande insuccesso, la paura addirittura di essere riconosciuto, il, e ritrovare in quel ragazzo che sei stato, in quella balera di vecchi, con quella cameriera. Ecco, il momento in cui invece probabilmente la tua vita era destinata a darti altri risultati, altre soddisfazioni. È una delle scoperte che vado via via facendo anch'io, alla mia età. Io ho scritto un libro adesso che si chiama Rinnamorarsi, che racconta come mi sono rinnamorato di mia moglie dopo 60 anni. Che meraviglia. Secondo lei quanto è difficile oggi, soprattutto per chi vive sotto i riflettori, accettare di non avere più il controllo della propria immagine? Beh, le persone in cambio del successo sono disposte a fare tutto, cioè non ci sono limiti. Uno dice chiedetemi quello che volete, lo faccio, però voglio entrare in quel Pantheon, non voglio essere... è un prezzo troppo caro che si paga, troppo caro, e prima o poi qualcuno che passa ad incassare, ahimè c'è. Lei parlava prima di rinnamoramento, ma non nel senso romantico più classico, è qualcosa che arriva dopo, quando si è già vissuto e magari anche perso. Che tipo di amore le interessava raccontare qui e cosa lo rende diverso da quello che vediamo più spesso al cinema? Lui torna a essere quel ragazzo che è stato, ma quel ragazzo che è stato non trova più un suo luogo, un suo posto nella scena che si sta rappresentando. Quel ragazzo che è stato non ha più, non ha più gli esiti che ebbe su quella ragazza che è stata anni fa. E quindi deve ricorrere addirittura alla ricerca della persona che forse l'ha amato di più, che era sua madre. Certo. Guardando il suo cinema nel tempo sembra esserci sempre più attenzione alle seconde possibilità, agli errori, alle fragilità. Oggi personalmente le interessa di più raccontare chi resiste piuttosto che chi vince? Chi resiste sicuramente è destinato ad avere alla fine un risultato più appagante. Sicuramente resistere è la cosa più difficile, resistere nelle proprie convinzioni, soprattutto. Alla fine chi resiste vince, Sì, perché resiste. Grazie, grazie va mille bene, va maestro, bene. grazie.